Buona giornata cari telespettatori, ben ritornati con noi in diretta con i nostri ospiti per affrontare alcuni temi molto importanti, molto caldi anche per gli addetti ai lavori, ma poi in generale è bene saperlo per persone più giovani o genitori che devono riferire ai più giovani su nuove modalità. Stiamo parlando da un lato come sta andando il settore economico, in modo particolare parliamo anche di turismo, lo facciamo con la Confesercenti regionale e in modo particolare Maurizio Franceschi, ben ritornato qui con noi. Grazie, che è direttore regionale buongiorno. Confesercenti del Veneto. Parliamo anche di mercato del lavoro, parliamo di una riforma strategica importantissima, quella dell'apprendistato, che sta sconvolgendo un po' quelle che erano le conoscenze fino adesso note, il tutto in un'ottica, quella del ministro Fornero, di incentivare l'occupazione giovanile più che mai, di aprire i nostri mercati, di dare una spinta alla nostra economia, ma ci sono dei punti di domanda abbastanza importanti. Cercheremo di dare delle spiegazioni, di capire il nodo focale su che cosa è incentrato. Qua stiamo parlando in modo particolare di servizi e commercio. Lo facciamo con il nostro Marco Palazzo, direttore dell'Ente Bilaterale Veneto. Grazie di essere qui con noi. E vedremo quindi i dilemmi dove si pongono. Ci sarà un po' da capire, ma grande attenzione perché le novità sono importanti. Prima di passare a questo però vediamo un po' di inquadrare la situazione. Come stiamo andando e vediamo anche diversi settori. Ma non stiamo andando assolutamente bene, penso di dire una cosa molto ovvia, che le imprese e i cittadini vivono quotidianamente, la ripresa economica si fa attendere, stiamo in questo periodo sopportando dei pesi e dei sacrifici piuttosto consistenti, perché per risanare il nostro Paese, la spesa pubblica, le scelte che sono state fatte sono scelte legate tutte a un aumento delle entrate da parte dello Stato attraverso l'aumento della tassazione. Dall'altra parte non vediamo ancora provvedimenti che possano dare una speranza alle imprese e ai cittadini, e quindi è su questo che dovremo concentrare la nostra attenzione a partire anche dal nostro territorio veneto. Purtroppo in questa situazione i consumi stanno segnando una fase ormai che potremmo definire di recessione, che perdura, è ben chiaro anche sottolinearlo. Che perdura ormai da parecchi anni, ma che si è particolarmente accentuata in questi ultimi mesi. Questo è il frutto della crisi economica più generale, che vede una riduzione sempre maggiore di capacità di spesa da parte dei cittadini consumatori. Ma vi è anche un altro aspetto che colpisce in particolare il commercio e la piccola impresa, e cioè le aperture domenicali hanno determinato uno spostamento di consumi dal piccolo commercio alla grande distribuzione. Non hanno portato a un aumento dei consumi, questa era la motivazione per la quale il governo Monti aveva in qualche modo spiegato il motivo delle liberalizzazioni 24 ore su 24, aperto a Natale e a Pasqua. In realtà la ripresa dei consumi non ci può essere perché non c'è una ripresa del Paese. Alcuni dati che poi possiamo anche richiamare legati al nostro Veneto per quanto riguarda l'occupazione e la cassa integrazione sono solo la conferma di questo quadro, e queste liberalizzazioni hanno fortemente e ulteriormente messo in difficoltà il sistema del piccolo commercio. Bravissimo. Perché questo spostamento di consumi avviene dal sistema del commercio delle città
a favore della grande distribuzione. Ma forse l'intento invece era proprio questo, cioè l'intento del governo attuale è quello di portare tutto sul grande, quindi in qualche modo dare delle mazzate al piccolo o incentivare il piccolo a entrare in sistemi più grandi e non dare invece delle opportunità di più alla grande distribuzione, se parliamo nell'ambito del commercio, alle grandi aziende, alle holding, all'entrata dell'estero nel nostro paese, perché questa è l'ottica della manovra come è stata improntata fin dall'inizio, quindi secondo me rientra nel piano perfettamente, che dopo la vogliano girare per farla prendere a meglio ai piccoli, ma questa è l'ottica visuale. Pensando male, l'ottica è questa e credo che dobbiamo pensare male necessariamente, perché altrimenti non riusciremo a giustificare questa scelta, perché vede, i telespettatori devono sapere una cosa, che attraverso questa impostazione che noi diamo al sistema distributivo, in realtà impoveriamo il sistema delle città. E cioè, se noi concentriamo e favoriamo solamente la grande distribuzione, assisteremo nel tempo progressivamente, ma alcuni segnali molto preoccupanti sono già oggi presenti, a una riduzione, a una diminuzione della presenza dei negozi delle città, e noi sappiamo bene che il commercio è un elemento fondamentale, svolge un ruolo fondamentale all'interno delle città, e per garantire i servizi, ma per garantire anche quello che nella storia, nella tradizione, ma anche nel futuro, perché quello che dobbiamo ricordare è che i paesi più evoluti, le città più moderne, escludendo per un momento le grandi metropoli come New York, va bene, e pochi altri esempi, in realtà hanno una regolamentazione del sistema degli orari e un'impostazione, diciamo, della programmazione commerciale che salvaguarda il piccolo commercio, perché il piccolo commercio sta dentro le città e dentro i centri urbani, e non c'è esempio in Europa di orari come quelli in questo nostro paese, se non nei paesi quelli che una volta chiamavamo in via di sviluppo, e cioè quei paesi che sono arretrati, che scoprono gradualmente, diciamo, la ricchezza, e per cui inizia un consumismo senza regole, perché senza regole sono quei paesi. Questo è molto chiaro e dà un'ottica prospettica purtroppo non tra le migliori, assolutamente. Assolutamente. Settore turismo invece? Ma il settore turismo, anche qui, in questo quadro di difficoltà economica che sta vivendo il Paese, dove un po' tutti i settori sono in crisi, è in crisi il commercio, i servizi, è in crisi il manufatturiero, se non alcune eccellenze legate ad alcuni prodotti dove c'è innovazione e ricerca, e però le esportazioni si sono ridotte, il manufatturiero risente anche lui della crisi. Se c'è un settore che fino ad oggi in Italia e nel Veneto ha saputo resistere meglio degli altri alla crisi, è il turismo. Il turismo, tra l'altro, nella nostra regione Veneto rappresenta circa il 10% del prodotto interno lordo, per un fatturato di circa 12 miliardi. Quindi un dato molto importante e significativo. E allora, se c'è un settore che funziona, bisogna puntare su quello nei momenti di crisi, bisogna sostenerlo, è il nostro patrimonio. Perché quel settore, poi a detta di tutti gli economisti, anche se degli economisti dobbiamo avere una certa diffidenza, però da questo punto di vista condivido quello che dicono, perché è unanime: se c'è un settore che nei prossimi anni avrà una crescita certa, è il settore dell'economia del turismo. Nel Veneto che cosa succede? Tutti noi siamo consapevoli del patrimonio che abbiamo, di quanto importante sia il turismo, ma la Regione Veneto che cosa fa? La Regione Veneto taglia in modo drastico i finanziamenti al settore turismo.
Quest'anno i tagli sono stati pari al 55%, che si aggiungono a un taglio del 20% avvenuto l'anno scorso. Cosa vuol dire? Che cosa comporta questo? Questo comporta che non si riescono a garantire due servizi essenziali per un'economia e per delle località turistiche. Il primo è quello dell'accoglienza e dell'informazione, quelle che sono conosciute e i cittadini riconoscono più come aziende di promozione turistiche, cioè quei luoghi che danno informazione cartine, e fanno accoglienza, le APT ai turisti. Dall'altra parte i consorzi di promozione turistica, e cioè quei soggetti che promuovono i territori nelle loro specificità all'estero. Bene, con questi tagli i consorzi non saranno in grado di promuovere un bel nulla e dall'altra parte le aziende di promozione turistica non saranno in grado di garantire nemmeno i servizi minimi per dare informazione e ospitalità. Teniamo conto che al di là di Venezia e Verona, città d'arte, certo, ormai è iniziata la stagione balneare e soprattutto quel tipo di turista e quelle località che vivono di più la competizione mondiale rispetto alle città d'arte che sono in grado tranquillamente. Venezia potrebbe vivere senza fare assolutamente nulla da questo punto di vista, ma le città balneari, le località balneari no. Bene, noi ci troveremo con l'inizio del mese di luglio che se non ci sono interventi immediati da parte della Regione non ci saranno le risorse per pagare il personale, non ci saranno quindi le risorse per garantire il servizio, motivo per il quale io che facevo parte fino all'altro ieri del Consiglio d'amministrazione dell'APT provinciale di Venezia, mi sono dimesso come gesto di protesta verso la Regione per richiamare la Regione alle proprie responsabilità e per sostenere anche gli operatori e quei lavoratori che si trovano oggi in una condizione di grave difficoltà e senza prospettiva per il futuro se non c'è un intervento immediato. Chiarissimo. Allora, alla luce di questo, sono considerazioni amare perché da un certo punto di vista abbiamo visto che non c'è un settore che viene incentivato, dall'altro mancano i presupposti. Noi pensandoci, voi fate le vostre considerazioni, se dovete intervenire naturalmente potete farlo. Andiamo in pubblicità pochi secondi, poi torniamo insieme e parliamo anche dell'altro tema che è altrettanto allarmante. Allora, parliamo adesso del discorso dell'apprendistato. C'è questa importante modifica legislativa, va a portare una riforma sostanzialmente al sistema. Io incomincerei con lei Maurizio Franceschi, passiamo subito la parola al direttore perché lei è stato presidente fino a ieri dell'ente bilaterale Veneto. Per cui, esatto, l'altro ieri, vabbè, recentissimo, quindi. E allora una parola introduttiva e poi passiamo all'aspetto più tecnico con il nostro direttore. Sì, no, io penso che così come oggi l'apprendistato sia un'opportunità interessante sia per chi si accinge ad entrare nel mondo del lavoro, sia per il sistema delle imprese. Non so che cosa uscirà dal voto di fiducia al Parlamento, al Senato e al Parlamento che in questi giorni sta approvando la riforma Fornero in materia del lavoro, perché sono molte le ipotesi, è un po' difficile oggi dare una valutazione su questo tema, e però quello che possiamo dire è che è riconosciuto un po' da tutti, da tutte le parti sociali, dal governo stesso e dal ministro Fornero, che lo strumento dell'apprendistato è uno di quelle, diciamo, finestre per entrare nel mondo del lavoro che si ritiene siano più importanti per dare la possibilità in particolar modo ai giovani che hanno una grande difficoltà di avvicinarsi, diciamo, e di entrare nel mondo del lavoro, per iniziare questa esperienza. Quindi staremo a vedere che cosa esce dal voto di fiducia.
allo stato attuale, per quello che conosciamo oggi e che sappiamo oggi, e poi il dottor Palazzo dirà, lo strumento dell'apprendistato è uno strumento ancora oggi molto utile sia per i giovani sia per quanto riguarda le imprese. Allora, è uno strumento molto utile, ma cosa devono aspettarsi i datori di lavoro da questa riforma? Stiamo parlando del settore commercio e servizi, e che cosa i giovani da questa modifica? Beh, innanzitutto il nuovo testo unico che è uscito sull'apprendistato, che di fatto va in vigore dagli apprendisti assunti dal 26 di aprile, prevede una serie di modifiche radicali. Alcune, innanzitutto c'è anche una pulizia normativa, nel senso che sono state abrogate le tantissime leggi e decreti che c'erano precedenti, c'è un po' più di ordine, ma soprattutto si dà un po' più peso a quella che è la parte formativa dell'apprendistato. L'apprendistato è un contratto che è in parte lavoro e in parte formazione. Finora è stato molto lavoro e poca formazione, adesso si cerca di dare un po' più peso alla parte relativamente alla formazione. Da questo punto di vista diciamo che se si guarda il contratto di apprendistato come strumento, il peso che viene dato alla formazione è corretto, era giusto in qualche modo stringere, potenziarlo. Purché sia vera formazione. Purché sia vera formazione e sia utile alle aziende e agli apprendisti. Il problema è che finora era stato utilizzato, se si vuole, in maniera a volte impropria, nel senso che si utilizzava principalmente ed esclusivamente per gli sgravi fiscali, anche in virtù del fatto che non esistevano e non esistono neanche ancora oggi, e questo forse è il problema di fondo, strumenti alternativi all'assunzione che agevolino l'assunzione al di là del contratto di apprendistato, che però ha un ambito molto specifico, che è quello dei giovani, che comunque è un settore, l'occupazione giovanile, che va sicuramente tenuta sott'occhio e su cui bisogna effettivamente fare un lavoro, dato poi i dati della Comunità Europea sulla disoccupazione giovanile che c'è in Italia, che ci classifica tra le peggiori posizioni a livello europeo. Assolutamente, ma allora, migliora la parte formativa in capo alle aziende? In parte, allora, mentre precedentemente la formazione era erogata interamente dalle varie regioni con gli enti di formazione, tramite enti di formazione accreditati, secondo modelli che ogni regione decideva in maniera autonoma, perché la competenza della formazione oggi è delle regioni, con il testo unico invece si definisce che un pezzo della formazione viene decisa dalle regioni e un pezzo invece viene decisa dai contratti collettivi nazionali del lavoro, e quindi in capo alle aziende, che devono specializzarsi in questo però. Devono specializzarsi, però in realtà loro non devono imparare a diventare formatrici. Loro devono imparare a formalizzare di fatto la formazione che stanno già facendo, perché non è pensabile che un'azienda che assume un cameriere o che assume un commesso non gli debba spiegare almeno le cose basilari per svolgere quella figura professionale. In realtà c'è un certo timore, perché sembra che debbano fare chissà quali contenuti formativi, ma in realtà devono formalizzare dei contenuti di formazione che stanno già facendo. E anzi è molto importante che la legge prenda finalmente atto del fatto che le aziende hanno capacità formative, che le aziende sono in grado di insegnare dei mestieri, cosa che prima non era riconosciuta alle aziende. Ecco, comunque devono formalizzare questo aspetto, questo non è secondario, non tutte le aziende anche sono in grado di farlo, questo, vabbè, comunque a prescindere da questo che dovranno farlo, abbiamo quindi questa parte formativa che diventa più importante. C'è la parte invece che resta invariata del lavoro in senso tecnico. E che tipo di contratto vengono ad avere questi giovani? Beh, adesso l'apprendistato diventa un contratto a tempo indeterminato, mentre prima era un contratto a tempo determinato che durava mediamente 4 anni, almeno nei settori del commercio e del turismo. Nell'artigianato arrivava fino a 6 anni in alcuni casi. Oggi innanzitutto si distingue tra la durata della parte formativa del contratto, che dura mediamente 1 anno in meno, per cui per intenderci un'azienda che assume oggi un commesso di fatto gode di 1 anno in meno di sgravi contributivi rispetto al passato, però il contratto in sé diventa a tempo indeterminato, non più a tempo determinato, una dell'altra delle novità importanti. Però anche questa novità che preoccupa qualcuno
Diciamo che è una novità fino a un certo punto, è una novità tecnica, giuridica, ma in realtà anche precedentemente l'80% degli apprendisti assunti, almeno in Veneto, venivano confermati a tempo indeterminato. Per cui forse è più un timore, come dire, un preconcetto che non un timore reale, perché di fatto l'apprendistato come contratto per una continuità lavorativa funzionava anche prima. Beh, cosa dice Francesco? No, io dico che noi sappiamo che in tutti questi anni si sono molto sviluppati quelli che sono chiamati lavori atipici. Il più delle volte questi lavori atipici o lavoratori atipici nascondevano un lavoro di tipo subordinato. Pensiamo alle partite IVA, pensiamo ai contratti a progetto. L'apprendistato in realtà tenta di spazzare via in parte tutte queste forme, diciamo, di rapporto di lavoro che lasciano sempre dei dubbi sulla, diciamo, validità rispetto all'autonomia che dovrebbero avere questi lavoratori nel svolgere queste attività, e introducono una modalità che è molto più garantista per il lavoratore, che gli dà una prospettiva al giovane lavoratore, giovane anche se impropriamente, ma ormai siamo abituati a pensare che una persona a 30 anni sia ancora giovane. Perché fino a che età si arriva? Nella mia generazione 30 anni non eri più tanto giovane, l'apprendistato, se non ricordo male, terminava a 26 o 24 anni. Quindi vediamo, vabbè, viviamo più a lungo, siamo più longevi, certo, e quindi tutto si è spostato in avanti. Quindi io penso che anche la formazione così come è stata adesso introdotta, tra l'altro favorisce fortemente le imprese ed è stata una delle questioni che noi abbiamo sollevato, e cioè il fatto che si possa fare gran parte della formazione all'interno dell'impresa, perché altrimenti anche tanto la formazione, io penso, bisogna che noi in questo Paese abbiamo il coraggio anche di dire alcune cose in modo molto chiaro. La formazione deve essere vista come una risorsa e non come un costo. Io so che le piccole imprese, perché le conosco, le rappresento, vivono questi adempimenti, diciamo, come un'imposizione, come un costo. Certo. Però noi sappiamo che la società moderna, l'economia moderna, il futuro e l'evoluzione anche del mercato del lavoro è molto legato alla conoscenza e al sapere e alla formazione, a partire dall'apprendistato. Il fatto però che noi siamo riusciti a spostare una parte consistente dell'apprendistato che prima veniva realizzato fuori dall'azienda all'interno dell'azienda attraverso piani formativi che devono essere davvero poi realizzati, certo, e cioè non si deve pensare che la formazione poi all'italiana, perché sappiamo a volte come funzionano queste cose e c'è anche chi magari le suggerisce, si fanno un po' di fotocopie e si dice questo è il piano formativo ed è risolta la questione. Stavo pensando a questo. Ecco, queste cose non vanno bene, bisogna dirlo in maniera molto chiara. I piani formativi vanno fatti, poiché l'imprenditore, il piccolo imprenditore non è in grado da solo di dare attuazione a un piano formativo, dovrà rivolgersi alle strutture accreditate, ai centri di formazione accreditati dalla Regione per stendere assieme un piano formativo che porti il lavoratore e l'apprendista a conclusione dei 3 o 4 anni di un processo di formazione che gli permetta di acquisire quelle competenze che sono necessarie e che presumo gli possono dare anche la possibilità poi di avere una continuità lavorativa all'interno dell'impresa. Teniamo conto che il dato che diceva Palazzo, che l'80% degli apprendisti poi vengono confermati con una continuità lavorativa,
dice che cosa? Dice che le imprese nel momento in cui prendono un apprendista fanno un investimento e non è vero, se non ho visto male, un messaggino che diceva ma prendono gli apprendisti perché sono poco pagati, poi li cacciano. Intanto non sono sottopagati, ma sono pagati secondo quanto previsto da un contratto collettivo nazionale del lavoro firmato dalle parti sociali. Secondo, il dato per 3 o 4 anni hanno un lavoro certo, alla conclusione l'80% viene confermato. Perfetto. Se le aziende non dovessero attenersi a questa formazione, codificarlo o quant'altro, ci sono delle sanzioni, c'è un ente che può controllare, cosa succede? Diciamo anche il messaggio, sì, formazione ma costa flessibilità del piffero, con questa flessibilità del piffero che dopo ti lasciano a casa, poi non trovi lo stesso lavoro che facevi prima, è un continuo ripartire da zero. Allora, vediamo la formazione innanzitutto costa. Cioè, il non fare formazione alle aziende rischia di costare moltissimo, perché noi abbiamo calcolato che mediamente in un commesso di quarto livello, per fare un esempio dei contratti di apprendistato più utilizzati, le aziende possono arrivare a risparmiare fino a 7, 8, anche 9.000 euro all'anno di contributi. Quindi c'è uno sgravio dal punto di vista molto importante, c'era anche prima, ma da quest'anno c'è lo sgravio totale. Chi è che controlla che la formazione sia vera? Quella che dice allora, la direzione provinciale del lavoro, che adesso si chiama direzione territoriale del lavoro, ma sostanzialmente il Ministero può fare delle ispezioni in azienda e se trova che l'azienda non fa formazione, non solo l'azienda deve restituire gli sgravi di cui ha goduto, ma li deve moltiplicare per 2. Quindi magari segnalazione del lavoratore non soddisfatto, interviene la direzione e quindi può fare questi controlli con delle sanzioni relative. Se uno si fa 2 conti, 7-8 mila euro moltiplicato per 3 anni, perché sono i 3 anni di cui può godere di sgravi fiscali, moltiplicato per 2, le cifre cominciano a diventare consistenti. Certo. Può essere un deterrente l'assunzione di giovani, quindi apprendisti, il fatto che comunque non puoi proprio più lasciarlo a casa, certo una percentuale bassa, il 20% oppure no? Si può. Cioè, perché adesso entrano col tempo indeterminato, prima invece c'era la possibilità che finito il periodo di apprendistato, se non ti piaceva, se non era capace eccetera, sia lui diceva no, questo lavoro non mi piace, cambio, sia naturalmente il datore di lavoro diceva non sei portato, ti lascio a casa. Può essere questo un fattore che magari... Secondo me potrebbe essere un fattore, un deterrente soprattutto nel primo periodo, quando si percepisce questa come una novità, io dico un'apparente novità, perché c'è qualche tecnico che continua a dire che non è cambiato assolutamente niente, che resta di fatto un contratto a tempo determinato, per cui come quasi preconcetto solo la parola indeterminato potrebbe suscitare in qualcuno qualche preoccupazione eccessiva. Quando con il passare del tempo ci renderemo conto che di fatto da un punto di vista molto pratico, molto operativo, non è cambiato tantissimo da quel punto di vista, credo che si ritornerà ad utilizzare il contratto di apprendistato, non dico come prima, però comunque non sarà questo uno degli elementi disincentivanti. Se oggi ci sono pochi apprendisti assunti, in Veneto ci sono circa 40.000 apprendisti assunti, 3 o 4 anni fa ce n'erano 60.000, non è certo dovuto a una situazione di crisi generica e non ad altri motivi. Franceschi, una battuta, concorda? No, concordo. Io penso che su questo aspetto, rispetto a prima, in realtà è stata modificata, diciamo, non solo una terminologia, ma anche esprime in qualche modo un orientamento, una volontà, e cioè dire l'assunzione del lavoratore apprendista è a tempo determinato, passati 3 o 4 anni, esatto. Però il datore di lavoro può sempre decidere se dare o meno continuità al rapporto di lavoro, nel senso che viene considerato l'apprendistato come un lungo periodo di prova e si è accentuato molto sull'utilizzo dello strumento dell'apprendistato proprio per i motivi che dicevo prima, e cioè il tentativo di togliere un po' alla volta
tutto quell'utilizzo del lavoro atipico, certo, che tra l'altro la riforma che dovrà essere approvata individuerà una nuova regolamentazione molto più vincolante che non permetterà, come ha permesso nel passato, diciamo, in qualche modo di aggirare quel rapporto di lavoro subordinato attraverso quelle forme, e sta soprattutto appunto indirizzando nell'apprendistato quella forma di inserimento nel mondo del lavoro, in particolare, ripeto, dei giovani di 30 anni, poi qualcuno dice che verrà ampliata a 35, non lo sappiamo perché dobbiamo stare a vedere. Io penso che sarebbe un po' troppo, diciamo, estensiva arrivare a 35 anni per un apprendista, anche perché una persona a 30 anni, tenuto conto di alcuni fattori, il primo che il potere, diciamo, i livelli salariali nel nostro paese sono molto bassi. Questo purtroppo lo sappiamo. Il secondo è che se noi manteniamo, diciamo, un livello di retribuzione di apprendistato persone fino a 35 anni, la domanda è quando questi si faranno mai una famiglia. Infatti, fanno già fatica anche quando diventeranno qualificati, se non cambiano, diciamo, i salari nel nostro paese. Però anche da un punto di vista, però, diciamo, dell'idea che uno si fa, pensare che un apprendista è fino a 35 anni, io trovo, seppure da un punto di vista datoriale potremmo avere degli interessi, però credo non sia utile alla società. No, nel complesso, perché poi si ritorna sempre indietro, cioè chi vende pentole deve avere qualcuno che queste pentole le compri. Esatto. Se una persona non ha soldi di comprarsi le pentole, anche il venditore non potrà, che un venditore che assume quella persona e la paga poco, poi a un certo punto si ritrova il circolo che si chiude. Pubblicità, poi torniamo insieme. Allora, eccoci qua. Alla luce di questo abbiamo accennato ad alcuni aspetti di questo testo unico, quindi di questa riforma. Comunque anche le diverse categorie stanno cercando di organizzarsi per fare informazione a coloro che operano nel settore, quindi stiamo parlando commercio e servizi. Viene organizzato un convegno lunedì prossimo alle 9:30 presso la sede dell'ente bilaterale. Raccontiamo un attimo, perché è un convegno importante, un momento formativo per i consulenti del lavoro, per chi lavora nel settore, per capirci qualche cosa in più. Allora, il convegno è proprio impostato sul testo unico dell'apprendistato, sarà appunto alle 9:30 presso la sala congressi della Camera di Commercio di Padova, zona Stanga, e in cui interverranno la Regione Veneto, nella persona del dottor Santoromano, che è commissario straordinario alla formazione e lavoro, e l'Elvira Massimiano, che è la responsabile del lavoro della Confesercenti Nazionale. L'idea era proprio quella di mettere sullo stesso tavolo le due persone, i due soggetti che dovevano completare il quadro normativo dell'apprendistato, cioè la Regione Veneto da una parte, che doveva definire che tipo di formazione devono fare le aziende per la parte trasversale della formazione, e le parti sociali nella persona dell'Elvira Massimiano, che è un po' quella che è stata ai tavoli con le organizzazioni sindacali dei lavoratori per la definizione all'interno dei contratti collettivi della parte di formazione che invece sarà in capo alle aziende. Quindi diciamo che i due soggetti che in qualche modo meglio di altri possono spiegare i testi della Regione. Da una parte la Regione è uscita con la direttiva solo ieri, credo, per cui sarà anche il momento in cui può presentare, esatto, la prima presentazione pubblica, mettiamo così, delle direttive regionali, ma anche gli accordi della contrattazione non sono, cioè quello sul turismo è stato siglato soltanto il 20 di aprile, per cui parliamo di tutti accordi relativamente recenti, e speriamo che ci sia anche un ampio dibattito per fare fuori alcuni dubbi, alcune interpretazioni. Tra l'altro ricordo anche che il convegno è valido per i crediti formativi per i consulenti del lavoro, che quindi possono anche utilizzare questa opportunità.
Perfetto, stiamo parlando a livello regionale, quindi un convegno di caratura regionale che viene organizzato con l'occasione nel centro conferenze alla Stanga della Camera di Commercio di Padova, piazza Zanellato 21 a Padova, però riguarda la regione del Veneto. Sì. Ente bilaterale Veneto lo organizza, ma che ruolo viene ad avere? Cambia qualche cosa per l'ente bilaterale? C'è un ruolo più importante? C'è qualche cosa che... Intanto diciamo che lunedì tra i diversi soggetti che esprimeranno le loro valutazioni ci saranno anche le organizzazioni sindacali perché sono una parte sociale importante con la quale abbiamo sottoscritto appunto gli accordi a livello nazionale. L'ente bilaterale, ormai la normativa sia nazionale che regionale sta riconoscendo agli enti bilaterali sempre più un ruolo, diciamo, importante di filtro tra la legislazione, diciamo, e il mondo delle imprese, cioè le imprese possono trovare all'interno dell'ente bilaterale tutta una serie di servizi, le imprese e i lavoratori, perché l'ente bilaterale è costituito dalle parti sociali, sindacati dei lavoratori, enti soggetti datoriali, in questo caso la Confesercenti. Tra l'altro devo dire che il nostro ente bilaterale è un ente bilaterale che ha saputo, diciamo, stare al passo con i tempi e forse è andato anche un po' più in là, nel senso che i servizi che noi eroghiamo sono servizi molto innovativi, utili ai lavoratori, alcuni dei quali, soprattutto per quanto riguarda il sostegno alla maternità o alcune spese mediche, ma altri che hanno un aspetto, diciamo, più legate alla qualità della vita, che sembrerebbe strano per un ente bilaterale, però idee queste del direttore Marco Palazzo, di introdurre, diciamo, un contributo per l'acquisto di libri, e cioè i lavoratori acquistano i libri anche nella vita di persone proprio. E questo per favorire un acculturamento complessivo. In questo paese si legge molto poco e quindi diamo anche noi un piccolo contributo, certo, perché ci sia una maggiore acculturazione da parte della società. Dall'altra parte anche alcuni incentivi per chi fa attività fisica, e cioè l'utilizzo delle palestre, perché io continuo a pensare che chi fa attività fisica e spende dei soldi in palestra direttamente li sottrae, in qualche modo è una cosa che fa risparmiare il servizio sanitario nazionale, va bene? Perché il benessere delle persone significa non aver meno bisogno del servizio sanitario. Quindi diciamo, una serie di benefici, un ente bilaterale che ha svolto anche funzioni molto importanti per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, per quanto riguarda il riconoscimento che viene dato anche in materia di apprendistato, per il fatto che gli enti bilaterali sono chiamati in qualche modo a validare i piani formativi che vengono presentati dalle aziende, cioè tante funzioni che vengono svolte in questo campo in un modo molto diretto, perché sono molto vicini sia alle imprese che ai lavoratori. Perfetto, siamo in chiusura, proprio una battuta, ma entra in concorrenza in qualche modo con i consulenti del lavoro, con l'attività dei privati? Assolutamente no, noi vogliamo essere uno strumento di supporto ai consulenti del lavoro che possono approfittare dell'ente bilaterale per dare una gamma di servizi ancora più ampia alle loro aziende. Perfetto, allora questo convegno che come ente bilaterale organizzate a livello regionale è aperto proprio ai consulenti del lavoro, quindi questo ruolo importante, non solo ai datori di lavoro per questo punto, per essere informati, certo, alle imprese, ai lavoratori che magari vogliono capirci qualche cosa in più, è gratuito, dà crediti formativi per i consulenti del lavoro e avverrà lunedì a livello regionale a Padova in Piazzale Stanga presso la sede della Camera di Commercio alle 9:30. È tutto per il momento, ritroveremo i nostri ospiti, naturalmente vi aggiorneremo sugli esiti di questo convegno con i nostri servizi e naturalmente buon proseguimento. Grazie, ci ritroviamo domani. Buongiorno.